Con questo caloroso applauso la bara del piccolo Elia è stata accolta all'ingresso della chiesa Gesù Lavoratore di Marghera, dove Don Luca Biancafiore ha celebrato i funerali. All'ingresso una grande tela con la sua fotografia e una scritta "Ciao guerriero". 1 migliaio di persone erano lì per stare accanto alla famiglia, per salutare Elia un'ultima volta. La Marghera unita che il papà Dimitri alla fine della cerimonia ha detto di voler vedere sempre, non solo oggi. Una comunità che ha dimostrato tutta la sua unione. Accanto alla bara bianca con i fiori e i 2 peluche preferiti di Elia Molina, la mamma Valentina, il papà Dimitri e la sorellina. Difficile trattenere le lacrime e il dolore, difficile non chiedersi perché. Una domanda credo torni spesso, perché? Ecco, io a questa domanda non so dare nessuna risposta. La vita conta e proprio loro due ce lo hanno dimostrato in questi anni di attenzione, di cure, di premure nei confronti del piccolo Elia. E tutto questo ha un nome e si chiama amore. Un amore che ha accompagnato Elia fino all'ultimo battito del suo cuore malato, in quella casa in via della Rinascita piena di muffa. Un amore che deve essere più forte che mai per affrontare il dolore con la consapevolezza di avere accanto un'intera comunità. Parenti, amici, bambini hanno indossato una maglietta con la foto di Elia e un messaggio per lui: ti amo. Alleluia. Al termine della funzione il feretro è stato accompagnato da palloncini bianchi ma anche colorati lanciati in aria e da una canzone di Alessandra Amoroso che Valentina e Dimitri avevano dedicato al figlio, Il cielo può attendere. Poi la mamma, che non ha mai lasciato il cuscino del suo piccolo, ha avuto un leggero malore. Elia è stato sepolto nel cimitero di Marghera.